Rientriamo nella seconda parte del nostro telegiornale, apriamo la pagina dello sport e del calcio, cominciamo con la Serie B, con il Palermo che giocherà contro il Mantova, sarà il rientro dopo una mini sosta invernale per il rosanero. Si tratta di una sfida molto importante perché potrebbe rilanciarli nelle zone nobili della classifica del campionato. Il servizio. Alle 15 di oggi inizia il 2026 del Palermo, ultima giornata del girone d'andata. I rosanero giocheranno sul campo del Mantova. Obiettivo 3 punti per accorciare nei confronti del Monza, che ha perso a Chiavari, e tenere il passo di Venezia e Frosinone, vincenti ieri. Mi piacerebbe vedere quello che ho visto nelle ultime 6 partite. Secondo me l'area è cambiata, si è creato uno zoccolo duro, si è creato un bel gruppo, veramente, per cui quello che spero di rivedere è di finire il girone d'andata con una bella partita, una vittoria. Sarebbe molto importante chiudere il girone d'andata con i 3 punti, perché chiuderemo veramente, secondo me, un bel girone d'andata. Torna Beresischi, giocherà in difesa assieme a Banni e Ceccaroni, nessun cambio in avanti, poi Giampaolo avrà ancora il supporto di Palumbo e Leduaron. A centrocampo conferma per Ranocchia e Segre. Mi piacerebbe vedere anche in trasferta quello che in questo momento stiamo vedendo in casa, nel cercare di dominare le partite, nel cercare di soffrire il meno possibile, anche se in Serie B è complicato. Per cui tutto questo in questo momento, guardare la classifica, pensare ai playoff, in questo momento dobbiamo pensare a migliorarci, pensare che quando siamo al completo io ho l'imbarazzo della scelta. Un banco di prova fondamentale per il Palermo, che cerca punti per dare uno scossone al suo percorso e iniziare a pensare in grande. Il Mantova è penultimo e nelle ultime 5 gare ha conquistato un solo punto. Occasione ghiotta per i siciliani. Turno casalingo per il Catania che al Massimino è in campo contro la Cavese. In difesa assente lo squalificato Celli, tra i convocati il nuovo Bruzzeniti. Servizio. Noi quella cattiveria di ammazzare o di portare la partita sui nostri binari ancora ci manca e la dobbiamo avere. Mister Toscano indica la strada, chiede cattiveria e mestiere per battere la Cavese in una delle 18 finali che separano il Catania dalla fine del campionato, ovvero della stagione regolare. Di corsa verso l'obiettivo promozione, che al momento è lontano 2 punti, la testa della classifica, dove adesso c'è il Benevento. La prima delle 18 finali è al Massimino, dove finora la squadra di Toscano è stata impeccabile. Avversario la Cavese, squadra ostica e di categoria quanto basta per non distrarsi. La squalifica di Celli porta Toscano a cambiare in difesa. Allegretto è pronto insieme a Pieraccini per completare il terzetto arretrato insieme a Di Gennaro. Probabile conferma della coppia Quaini di Tacchio a centrocampo, mentre davanti con Gimenez alle spalle di Forte torna Lunetta. Tra i 23 convocati figurano Caturano e Bruzzaniti. Indisponibili Aloi, Ierardi e il lungodegente Cicerelli. Catania Cavese sarà seguita da Telecolor con diretta stadio. Collegamenti dal Massimino a partire dalle 14. Commenti da studio e alla fine le parole in anteprima del tecnico e dei protagonisti dell'incontro. Restiamo in Serie C, parliamo del Trapani, sconfitto per 2-1 dal Latina in trasferta. Il Siracusa oggi giocherà contro il Monopoli. Servizio. La reazione sul campo non c'è stata, almeno nel risultato. Trapani sconfitto nella trasferta di Latina, KO interralaziale preceduto dalla nuova penalizzazione, con i Granata scesi in zona play-out, non lontani dall'ultima posizione. Nerazzurri in vantaggio al minuto 20 con la deviazione aerea di Giacomo Parigi sul piazzato di Riccardi. Alla mezz'ora pareggio del Trapani con il difensore Salines, ma al 34esimo Latina ancora avanti con Parigi su rigore per il definitivo 2-1. Squadra di Aronica sfortunata con la traversa colpita da Kirwan e imprecisa con il rigore di Fischnaller parato da Basti. In classifica terzultimo posto e situazione da bollino rosso. Non meno preoccupanti le vicende extracampo. Antonini contestato con una scritta che lo invita a lasciare il Trapani. Il presidente risponde ai tifosi che presto vedranno la Serie E del calcio. Siracusa in campo a Monopoli con
con fame, voglia e cattiveria agonistica, come richiesto da Turati. La futura penalizzazione ridurrà gli attuali 21 punti. Sul campo servono altri straordinari dopo 4 risultati utili consecutivi. Contro un Monopoli da playoff convocati 20 azzurri. Formazione d'emergenza. Ad un mercato di sole cessioni si sono aggiunte 3 assenze pesanti: Pacciardi, Zanini e Parigini. Adesso cambiamo sport, parliamo di basket perché è durata 5 minuti e 49 secondi l'ultima partita farsa della Trapani Shark, questa volta contro Trento nel campionato di Serie A1. Alla fine gli arbitri hanno fischiato la conclusione sul 25-11 per Trento. Domani la Federazione Italiana di Pallacanestro e la Lega si incontreranno e con ogni probabilità arriverà l'esclusione dal campionato dei Granata. L'ennesima figuraccia, ce ne parla Laura Spanò. A Trapani, con il match farsa tra la Shark e Trento, si è consumata una delle pagine più tristi del campionato di basket italiano di Serie A. I padroni di casa si sono presentati con 7 giocatori, 3 professionisti, Rossato, Pugliatti e Stanogo, e 4 ragazzi delle giovanili, 2 già impiegati, Patti e Martinelli, e altri 2 esordienti, Giacalone e Alberti. Tra i giocatori ancora sotto contratto non c'erano Cappelletti squalificato, Notai infortunato, Arcidiagono e Petruccelli partito per Istanbul, dove raggiungerà Pozzecco al Galatasaray. Alla presentazione i 1500 presenti sono scesi a bordo campo applaudendo i coraggiosi. Solo il tempo di vedere 2 triple di Martinelli e Patti, poi a 5 minuti e 49 secondi con l'uscita del secondo per fallo e la presenza solo di Giacalone sul perché, gli arbitri fischiano la conclusione sul 26-11 per Trento. Il coach ospite i cancellieri ha abbracciato commosso i ragazzini Granata e salutato con tristezza il pubblico presente che piange sulle tribune del Palo Shark. Non è presente invece il patrono Valerio Antonini, pesantemente insultato dai tifosi. Ora arriverà dal giudice sportivo lo 0,20 a tavolino e la multa di 250.000 euro per i 5 giocatori in meno rispetto ai 12 contratti professionistici obbligatori. Sabato Trapani giocherà ancora in casa con Trieste, ma per domani, lunedì, è atteso a Roma un incontro tra FIP e Lega, si presume per l'esclusione dal campionato della Shark per mancanza di uguaglianza competitiva. Davvero un brutto epilogo per la pallacanestro di Trapani. Adesso noi ci fermiamo, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi ricordiamo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Buon proseguimento di domenica a tutti. Buonasera, benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Gelo e neve su gran parte della Sicilia e nelle Madonie imbiancate dopo anni con disagi alla viabilità e interventi di soccorso. Maltempo anche su Nebrodi, Eolie e Costa Tirrenica, tra mareggiate, collegamenti bloccati e danni, mentre l'Etna regala uno scenario suggestivo. La famiglia siciliana morta nell'esplosione di una casa in Germania avrebbe segnalato un forte odore di gas e un anomalo aumento dei consumi, contattando anche l'azienda comunale, ma il tecnico non si sarebbe presentato. La tragedia dunque poteva forse essere evitata. Escalation di violenza e furti nelle città siciliane. Un noto ristorante di Palermo subisce il 4º colpo in pochi mesi. Il titolare denuncia insicurezza e impunità. Nella notte assalti ai bancomat di Buccheri e Palazzolo nel Siracusano. Blitz allo Zen, i carabinieri scoprono una piantagione di marijuana indoor e una pistola semiautomatica, sequestri, denunce e sanzioni dopo le operazioni nel quartiere a seguito degli ultimi episodi di violenza. Saldi, partenza al rallentatore in Sicilia, commercianti divisi tra opportunità e flop per le vendite in calo. A Catania al via il Giubileo Agatino per il 9° centenario della traslazione delle reliquie da Costantinopoli. Oggi prima processione del velo e nelle chiese accensione della lampada votiva.
Il calcio in Serie B, il Palermo spreca l'ennesima occasione, si fa raggiungere sul pari dal Mantova e scivola lontano dalla vetta. In Serie C il Catania piega la Cavese solo nel finale. Di Gennaro e Caturano firmano la vittoria dei rossazzurri, il Siracusa perde in trasferta sul campo del Monopoli. Bentrovati, in apertura l'ondata di freddo che sta avvolgendo tutta la Sicilia. Neve, temperature in picchiata e disagi sulle strade montane, centri isolati su Nebrodi e Madonie. A Palermo e Messina numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere alberi e muri caduti sotto la grandine e il vento, isolate le isole minori. Sentiamo i dettagli da Giusy Lazzaro. L'ondata di gelo e freddo ha portato nevicate e venti di burrasca su tutta la Sicilia. Nel centro dell'isola spicca Enna, che si è svegliata sotto una coltre di neve, uno scenario che non si vedeva da anni, creando difficoltà in alcune zone della città, dove le automobili sono finite in mezzo alla strada, rallentando la circolazione. Sulle Madonie imbiancati i centri di Gangi, Petralia, Geraci Siculo, Polizzi Generosa e Castellana Sicula. Nonostante l'azione degli spazzaneve, però, si sono registrati disagi lungo le vie di accesso a Esnello e Polizzi Generosa. Difficile anche raggiungere Piano Battaglia. Ieri sera i mezzi di soccorso hanno messo in salvo una famiglia che era rimasta bloccata con il camper. Emergenza neve anche sui Nebrodi, in azione gli spazzaneve di Messina sulle strade provinciali. Un intervento ha interessato la strada Caronia Capizzi, arteria strategica per il collegamento tra i centri montani e la costa tirrenica. Non va meglio in città. A Palermo i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere alberi caduti e intonaci pericolanti in tanti palazzi che non hanno retto al maltempo. Soccorsi anche automobilisti rimasti bloccati in strada. Vento e mareggiate hanno flagellato la costa orientale della Sicilia. La situazione più complicata è alle isole Eolie, dove le forti mareggiate hanno causato danni soprattutto a Lipari, nella zona di Acquacalda. Qui le onde sono arrivate in strada distruggendo i muretti e invadendo la sede stradale. Le forti mareggiate impediscono da 3 giorni anche i collegamenti con le isole minori, Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli. Anche a Messina, sulla fascia tirrenica, il forte vento ha causato la caduta di alberi e cartelloni pubblicitari. E la cartolina di questo fine settimana ce la regala l'Etna, che non finisce di incantare anche quando mostra il suo lato innevato. La tragedia in Germania, dove è morta un'intera famiglia siciliana, perché potrebbe non essere stata solo causa di una semplice fuga di gas. Se verranno confermate le dichiarazioni dei vicini di casa della coppia, potrebbero esserci responsabilità a livello comunale. Sentiamo perché da Laura Spanò. Se le dichiarazioni dei vicini di casa della famiglia di Francesco Liparotto, deceduto assieme alla moglie Nancy e al figlioletto Brian per il crollo della loro abitazione, dovessero essere appurate, quanto accaduto giovedì ad Halmstad in Germania non è più un semplice incidente causato da una fuga di gas, ed è su questo che gli investigatori tedeschi stanno lavorando, sull'accertamento di eventuali responsabilità. Secondo quanto confermato dai vicini della famiglia Liparotto poche ore dopo i fatti a diversi organi di stampa tedeschi, i due coniugi Francesco e Nancy si erano lamentati per un improvviso e inaspettato aumento del consumo di gas e dei costi. In particolare una vicina ha confermato al quotidiano Bild che il 23 dicembre Nancy era andata a casa sua e le aveva raccontato che era sorpresa della sua bolletta del gas così alta, doveva pagare 300 euro al mese, molto di più rispetto a prima. La coppia avrebbe anche contattato l'azienda comunale per notificare di avere sentito odore di gas e sarebbe stato preso anche un appuntamento il giorno prima della tragedia con un tecnico che però non si sarebbe presentato. In questo caso però l'azienda comunale smentisce di aver ricevuto una segnalazione. Alle 5 di giovedì mattina poi l'esplosione, dove hanno perso la vita Francesco Liparotto, 33 anni, la moglie Nancy Garraco di 30 e Brian di 6 anni. I familiari di Francesco, che vivono a Castellammare del Golfo, hanno acconsentito affinché i loro cari vengano sepolti in Germania. Ennesimo furto con spaccata in un noto ristorante di Palermo. Un ladro solitario ha arrecato danni per oltre 1.000 euro per rubare qualche soldo e un telefono cellulare. Amaro lo sfogo del titolare del ristorante, che denuncia come in 3 mesi sia il 4º furto nei suoi locali. Manlio Viola.
Ennesimo furto con spaccata nella notte ai danni del ristorante Molo Sant'Erasmo a Palermo. Si è trattato di una sorta di furto acrobatico. Un uomo è entrato nel locale calandosi da una palma per poi forzare le porte d'ingresso. Una volta dentro ha rubato il denaro presente nella cassa e il telefono cellulare in uso al ristorante. Oltre al furto in se stesso c'è anche la beffa dei danni provocati dalla spaccata e valutato dal titolare del ristorante in circa 1.000 euro, ben più ingente del valore del furto stesso. Dalle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza e poi pubblicate sui social da Saverio Borgia, che è anche il titolare e gestore dell'esercizio commerciale, si nota che il ladro ha agito a volto scoperto. Amaro lo sfogo dell'esercente. Non c'è da costituire zone rosse o vietare l'ingresso nei locali a soggetti con barba e collane. Serve la sicurezza di base, cosa che in questa città manca, ha detto Borgia. Il titolare dell'esercizio ha presentato regolare denuncia e consegnato agli inquirenti le immagini di videosorveglianza. Sarà l'ennesima denuncia senza nessun risultato, continua nel suo sfogo. Siamo davanti a persone che agiscono sapendo che resteranno impunite. In pochi mesi, fra Molo Sant'Erasmo e altri 2 locali che gestiamo, conclude, abbiamo subito 4 furti. Le indagini sono adesso affidate alla polizia. Ancora violenze e furti, 2 colpi in banca a Palazzolo, Acreide e a Buccheri, comuni della zona montana del Siracusano. Ancora da quantificare il bottino mentre i carabinieri indagano. I cittadini intanto chiedono più controlli durante le ore notturne. Sentiamo Francesco Loi. 2 furti in contemporanea, uno a Buccheri, l'altro a Palazzolo Acreide. 2 i colpi portati a segno nei 2 comuni del Siracusano. Nel primo è stato usato un escavatore, nel secondo un esplosivo. E adesso qui non si parla d'altro. È successo qua, è successo a Buccheri stanotte, quindi diciamo la zona montana forse andrebbe più controllata di notte. Purtroppo la zona montana siamo lasciati così alle bande. Non siamo talmente sicuri. Il danno più ingente è qui, a Buccheri. L'escavatore non c'è più, ma verso le 3 del mattino è stato usato per sradicare il bancomat. Aveva da tanto tempo che non succedeva qualcosa, quindi hanno movimentato un po' la giornata a Buccheri. I controlli ci sono sempre, ogni tanto capita che non ci sono controlli e capita come questa notte. E sia qui a Buccheri che a Palazzolo oggi non si parla d'altro, tutti chiedono più sicurezza, più controlli, più forze dell'ordine in giro anche la notte. L'allarme sicurezza infatti non è più limitato alle grandi città. Le bande criminali hanno messo piede anche in borghi come questi. Ai nostri microfoni l'ira dei sindaci. Ci vogliono delle leggi che devono tutelare questi territori che volutamente lo Stato vuole fare spopolare, perché quando avvengono questi episodi la gente va via, se ne va nei centri più controllati, nelle zone più sicure. È necessario incrementare i controlli, avere più forze dell'ordine, più presenza delle forze dell'ordine e più sicurezza, perché così non si può continuare. E dopo gli ultimi episodi di violenza e criminalità si stringono i controlli attorno allo Zen di Palermo, sequestrati dai carabinieri armi e droga. Orazio Longo. C'era pure una piantagione di marijuana indoor dentro casa, come si vede dalle immagini, con 126 piantine di cannabis coltivate in una stanza adibita a serra. In un appartamento disabitato in via Fausto Coppi, ora posto sotto sequestro a carico di ignoti, vi erano 29 infiorescenze sottoposte a essiccazione con 30 reattori, 28 lampade alogene e poi ventilatori, aeratori e fertilizzanti. I carabinieri di Palermo hanno effettuato una serie di controlli nel quartiere Zen alla ricerca di armi e droga dopo gli ultimi episodi di violenza e criminalità. Grazie al fiuto dei cani antidroga e antiesplosivo, i militari hanno trovato nei padiglioni di via Rocchi Marciano una pistola semiautomatica calibro 8 con matricola Brasa perfettamente funzionante, completa di caricatore con 4 munizioni e altri proiettili calibro 6,36 e 38 special. Rinvenuti anche 50 grammi di marijuana. Nell'ambito dei controlli sono state identificate 249 persone e verificati 185 veicoli. 5 persone sono state segnalate come assuntori di sostanze stupefacenti col sequestro di cocaina e hashish. Contestate anche 57 sanzioni al codice della strada per un totale di circa 48.000 euro. L'arma ritrovata sarà inviata ai laboratori del RIS di Messina per gli accertamenti balistici necessari a verificare se sia stata utilizzata in recenti episodi di sangue avvenuti nell'area metropolitana. Seconda domenica di saldi in Sicilia, mattinata di shopping per tanti catanesi alla ricerca di occasioni, ma i commercianti si dividono tra chi dice di vendere poco e chi invece registra un aumento delle vendite. Emanuela Corsi.
Random game start. Domenica di shopping per tanti catanesi in giro per la città alla ricerca di occasioni. Certo, perché aspettiamo questo momento proprio per risparmiare. Siamo qua, ci facciamo un giretto, vediamo cosa si trova. I saldi invogliano ad andare in centro per una passeggiata e per fare piccoli acquisti. Sono di passaggio, però ho visto che ci sono i saldi e mi sono fermata. Cosa ha comprato? Una camicetta e un rossetto. Ma degli articoli per la casa, più che altro, perché insomma si approfitta di questo periodo per avere qualche cosa a buon prezzo. Io ho comprato infatti un maglioncino con 7 euro, ho fatto questa spesa. Una spesa folle. Una spesa molto folle. Il budget medio è di 300 euro, in linea con le previsioni per il periodo. Ho preso un tagliere. E budget quest'anno di quanto? Sulle 300 euro. Divisi i commercianti tra chi vede un incremento nelle vendite e chi lamenta una partenza al rallentatore. Bene, abbastanza bene. Certo, il flusso non è tantissimo perché giustamente al tempo, però per il resto va bene, sì. Deludente, molto deludente, perché parliamo di saldi, ma realmente ormai i saldi sono tutta la stagione. Mette in grossissime difficoltà noi negozianti. Secondo gli esperti il boom dei saldi deve ancora arrivare. La Sicilia offrirà uno dei periodi di sconti più esteso a livello nazionale, dal 3 gennaio al 15 marzo, una finestra temporale che permetterà di pianificare gli acquisti con calma. E rimaniamo a Catania, dove è incominciato il Giubileo Agatino, prima processione col Sacro Velo e nelle chiese accensione della lampada votiva di Sant'Agata in occasione del 9° centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata da Costantinopoli nella città etnea. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Festa del battesimo del Signore. A Catania inizia il Giubileo Agatino. Dalla Basilica Cattedrale il Sacro Velo di Sant'Agata, la reliquia più iconica della martire patrona della città, è iniziata la peregrinazio. Prima tappa il luogo in cui le reliquie da Costantinopoli 900 anni fa giunsero a Catania. Al rotolo un momento di preghiera e riflessione con la raccomandazione dell'arcivescovo Luigi Renna ai più giovani di tenere durante la processione uno stile sobrio e rispettoso. Quindi l'arrivo e la messa nella parrocchia Maristella, dove, così come in tutte le chiese cittadine, è stata accesa la lampada, segno luminoso che resterà sino alla festa di agosto. La santità di Agata parla in ogni tempo, ha sottolineato Monsignor Renna, il cui pensiero va alle famiglie e alla loro importanza nell'educare i figli e alla responsabilità degli adulti. Quello che accade ai nostri piccoli, ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, nel bene e ahimè anche nel male, sono frutto di una educazione che non viene dai genitori tante volte, ma da un ambiente circostante che è favorito da noi adulti, idee di violenza che passano, ma idee anche di fede, di devozione, di coerenza di vita cristiana che possono passare attraverso i genitori, attraverso noi adulti alle nuove generazioni. Sant'Agata apre questa strada, io spero, in quest'anno agatino. Nei prossimi giorni la peregrinazio delle reliquie proseguirà nelle scuole, nelle parrocchie della città e nelle carceri. E con l'inizio del Giubileo Agatino sono iniziate anche le varie manifestazioni collaterali legate appunto alla festa di Sant'Agata, come quella che vede le fotografie di Renato Zacchia raccontare la devozione di un'intera città. Si intitola Agata e i suoi volti ed è la mostra inaugurata nella chiesa di San Francesco Borgia in via Crociferi, visitabile fino all'8 febbraio. Orazio Longo. 40 immagini in bianco e nero ad alto contrasto per raccontare una devozione. Agata e i suoi volti è la mostra fotografica di Renato Zacchia, a cura di Antonella Furian, inaugurata nella chiesa di San Francesco Borgia in via Crociferi a Catania. Un ritorno nella terra d'origine per l'autore, che ha deciso di puntare l'obiettivo della sua macchina fotografica sui volti dei fedeli, offrendo uno sguardo intimo e universale nello stesso tempo, raccontando emozione e drammaticità. I volti esprimono in modo più evidente cosa è per Catania e cosa è per la popolazione catanese questa fede così forte che diventa il rito e questi volti che sono un po' la stratificazione
di noi siciliani che abbiamo vissuto tutte queste dominazioni. I nostri volti rappresentano una storia. Dopo aver studiato arte e scenografia a Catania, Zacchia si stabilisce a New York. Dalla moda al cinema è ritrattista di figure come Nureyev, Rostropovich, Avedon, Bulgari, lavorando anche come fotografo di scena con Michelangelo Antonioni. Il cercare attraverso questi volti delle espressioni, dei significati mi hanno aiutato ancora di più a questo rientro nella mia terra, nella mia gente, nei miei colori, nel mio mondo. Agata e i suoi volti, organizzata dal Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle dell'Aci, con il patrocinio della delegazione FAI Catania e del Comitato per la Festa di Sant'Agata, sarà visitabile fino all'8 febbraio con ingresso libero. Ci fermiamo per una pausa adesso, tra poco lo sport. Lo sport adesso, incominciamo dalla Serie B, altra occasione mancata per il Palermo, a Mantova finisce 1-1, dopo il gol di Ceccaroni i rosanero si fanno riacciuffare al 95esimo, pari e rimpianti per i siciliani. Marco Gulla. Un'altra occasione mancata, il Palermo pareggia 1-1 a Mantova, ma come era già successo ad Avellino viene riacciuffato nei minuti finali. E dire che la formazione di Inzaghi dava l'idea di poter portare a casa i 3 punti senza problemi, soprattutto dopo il gol nel primo tempo di Ceccaroni. Ma una serie di occasioni mancate, soprattutto nella prima frazione di gara, hanno mantenuto in vita il Mantova che al 95esimo ha trovato la via del gol col Marras. Pari e rimpianti. Il Palermo si allontana ulteriormente dalla vetta, distante ora 7 punti. Se i siciliani vorranno alimentare le speranze di promozione diretta, dovranno cambiare passo, anche perché partite come quella di Mantova vanno chiuse certamente prima. Il Palermo trova il vantaggio dopo 9 minuti, Vasic imbecca Ceccaroni che mette in rete la palla del vantaggio. Gol inizialmente annullato, poi convalidato dal VAR. Il Palermo schiaccia il Mantova che non riesce ad uscire, 2 tentativi consecutivi di Poyampalo, nella prima viene murato, nella seconda si trova ancora davanti un attento Bardi. Ripresa, il Palermo vuole chiuderla anche se i ritmi calano, il Mantova fa quel che può fino alla fine quando Marras si inventa questo gran gol, 1-1, altri 2 punti sprecati per il Palermo che stecca in trasferta. Il Catania invece piega la Cavese nel finale a segno di Gennaro, poi la prima bellissima rete in rosso-azzurro di Caturano. Ottimo esordio di Bruzzaniti, ci racconta tutto Marco Carli. Un finale pirotecnico dopo una partita difficile, un'altra vittoria al Massimino per stappare definitivamente il 2026 rosso-azzurro. Di Gennaro e Caturano in acrobazia piegano la Cavese dopo una partita scorbutica e dando il senso di quello che è il Catania, una squadra che può attingere a risorse quasi infinite per avere la meglio sugli avversari. La prima occasione della gara arriva su ripartenza, Quaini pesca Jimenez che viaggia da solo verso Boffelli, il tiro è debole, il portiere si distende e manda in angolo. Altra chance su calcio piazzato, Jimenez pennella per Casasola che da buona posizione spedisce centralmente di testa agevolando l'intervento di Boffelli. Gli etnei approfittano poi di un errore di Amerighi sul lancio di Donnarumma che permette a Lunetta di involarsi verso la porta, la conclusione complice la pressione di Aua, finisce fuori. Nella ripresa entrano Rolfini, Bruzzaniti, D'Ausilio e Caturano. Jimenez si sposta in mezzo, Catania trazione anteriore, ma la Cavese regge. Casasola conclude forte ma addosso a Boffelli. Poi è Bruzzaniti con un tiro cross a costringere il portiere in angolo. La partita non si sblocca, arriva la traversa di Allegretto che dall'area piccola colpisce di testa dopo la torre di Rolfini in seguito ad un calcio d'angolo. Sono i calci piazzati che possono indirizzare il match. Bruzzaniti da destra calibra una punizione perfetta sulla testa di Di Gennaro che mette dentro. I 16.000 del Massimino esultano e tirano un sospiro di sollievo. Non sanno che arriverà un'altra soddisfazione perché stappata la partita il Catania vola e vola Bruzzaniti che dopo una sgroppata di Rolfini pennella un altro cross meraviglia su cui si avventa in mezza rovesciata Caturano. Conclusione perfetta, 2-0 e panchina rossazzurra che esplode, tutti a festeggiare l'attaccante che inseguiva da tempo la soddisfazione personale. Gli etnei continuano a vincere in casa e ritrovano anche il bomber delle ultime stagioni di Serie C. Quante notizie positive dopo una partita difficile, quasi un segno del destino. E adesso sentiamo mister Toscano proprio nel post gara al microfono di Marco Carli. Una partita difficile, lo sapevamo, contro una squadra che era in un buon momento
che vuole ottenere il suo obiettivo finale a tutti i costi, con delle caratteristiche ben precise di lotta, di organizzazione, quindi non è una partita facile. La cosa che mi fa piacere è che avevamo parlato in settimana martedì che eravamo una delle poche squadre al vertice che non aveva vinto mai una partita nei minuti finali, quindi averlo fatto oggi vuol dire che la squadra l'ha metabolizzato questo concetto. Sono contento per chi è entrato, soprattutto per Caturano che è tornato a fare gol, se ci avesse dato il rigore alla fine Sasala aveva già ceduto a Rolfini, testimonianza del grande gruppo. Siracusa invece KO a Monopoli, decide a metà ripresa una punizione di Battocchio. Vediamo. Passo indietro per gli azzurri di Marco Turati che escono a mani vuote dalla trasferta di Monopoli. Al Veneziani finisce 1-0 per i pugliesi grazie alla punizione di Battocchio che al 66esimo interrompe la serie positiva del Siracusa. Gara complicata fin dalle primissime battute. In un match condizionato dal vento il Monopoli lascia il possesso agli Aretusei e prova a colpire in ripartenza. Al 10° Tirelli scatta sul filo del fuorigioco, supera Sciapola e si presenta davanti a Farroni, prova a chiudere lo specchio con i piedi. Il Siracusa fatica a rendersi pericoloso e al 16esimo è ancora Farroni a dire no a fall, che conclude da posizione defilata trovando la risposta del portiere azzurro. Poco dopo l'episodio più discusso del primo tempo, Farroni interviene in uscita toccando il pallone, ma finendo per colpire un avversario. Dopo la revisione viene assegnato il rigore al Monopoli. Dal dischetto però Fall si fa ipnotizzare ancora da uno straordinario Farroni con Tirelli che ribadisce in rete, ma il gol viene annullato per il suo ingresso anticipato in area di rigore. Nel secondo tempo il Monopoli alza il baricentro e il Siracusa cerca di controllare. Le occasioni latitano fino all'episodio che decide il match. Al 66esimo, dopo un'altra revisione per una manata di Puzzone su Greco fuori area, Battocchio si incarica del calcio di punizione assegnato dal direttore di gara e con una traiettoria perfetta supera Farroni. Il Siracusa accusa il colpo ma resta in partita ancora grazie al suo portiere che al 78esimo è protagonista di una doppia parata ravvicinata su imputato. Nel finale azzurri a testa bassa alla ricerca del pari. L'occasione migliore arriva al 95esimo con Limonelli che conclude da fuori sfiorando il palo alla destra di Albertazzi e spegnendo le residue speranze retusee che con questa battuta d'arresto dopo 4 risultati utili consecutivi tornano a ridosso della zona play-out. È durata 5 minuti e 49 l'ultima partita farsa della Trapani Shark, questa volta contro Trento. Alla fine gli arbitri fischiano la conclusione sul 26-11 per Trento. Domani FIP e Lega si incontrano con ogni probabilità per decidere l'esclusione dal campionato dei Granata. Laura Spanò. A Trapani con il match farsa tra la Shark e Trento si è consumata una delle pagine più tristi del campionato di basket italiano di Serie A. I padroni di casa si sono presentati con 7 giocatori, 3 professionisti, Rossato, Pugliatti e Stanogo, e 4 ragazzi delle giovanili, 2 già impiegati, Patti e Martinelli, e altri 2 esordienti, Giacalone e Alberti. Tra i giocatori ancora sotto contratto non c'erano Cappelletti squalificato, Notai infortunato, Arcidiagono e Petruccelli partito per Istanbul dove raggiungerà Pozzecco al Galatasaray. Alla presentazione i 1500 presenti sono scesi a bordo campo applaudendo i coraggiosi. Solo il tempo di vedere 2 triple di Martinelli e Patti, poi a 5 minuti e 49 secondi con l'uscita del secondo per fallo e la presenza solo di Giacalone sul perché gli arbitri fischiano la conclusione sul 26-11 per Trento. Il coach ospite Cancellieri ha abbracciato commosso i ragazzini Granata e salutato con tristezza il pubblico presente che piange sulle tribune del Palo Shark. Non è presente invece il patrono Valerio Antonini, pesantemente insultato dai tifosi. Ora arriverà dal giudice sportivo lo 020 a tavolino e la multa di 250.000 euro per i 5 giocatori in meno rispetto ai 12 contratti professionistici obbligatori. Sabato Trapani giocherà ancora in casa con Trieste, ma per domani, lunedì, è atteso a Roma un incontro tra FIP e Lega, si presume per l'esclusione dal campionato della Shark per mancanza di uguaglianza competitiva. Ci fermiamo ancora per una pausa, tra poco. Ritorniamo in studio. Prima di chiudere ancora una notizia, perché a causa del freddo e del maltempo l'assessorato comunale alle attività sociali di Palermo ha predisposto un piano operativo per affrontare l'emergenza freddo a tutela appunto delle persone senza fissa dimora. L'assessorato garantirà un servizio continuativo H24. L'ingresso nei dormitori avverrà in via emergenziale per tutte
le persone rintracciate in strada che manifesteranno la volontà di volersi recare ed essere accolte. Questa dunque era l'ultima notizia. Io vi ringrazio per essere stati con noi, da parte mia, dei tecnici della regia che hanno lavorato a questa edizione del TG. Un buon proseguimento di serata, arrivederci.